mi chiamo Pinamonne e ho iniziato 15 anni fa in un paesino chiamato Tinnura. Ho iniziato la mia carriera artistica realizzando dei murales. In seguito a un concorso di idee ho vinto il concorso e mi hanno iniziato a commissionare lavori in tutta la Planarge. Ho iniziato a raccontare la nostra storia e le nostre tradizioni sulle pareti dei piccoli borghi. Nell'arco di 15 anni in ben 80 paesi in Sardegna. Non mi sono fermata però solo con la pittura sul muro, ma ho proseguito poi parallelamente con la ceramica. Da un paio d'anni a questa parte ho sperimentato anche l'arte del bassorilievo. E con la creta questo è molto divertente, lo è diventato per me molto divertente e molto interessante ed è quasi un modo alternativo di proporre un murales, perché il murales esposto agli agenti atmosferici piano piano scomparirà dal muro, mentre il bassorilievo in ceramica sicuramente resterà per sempre. Non mi sono fermata però solo con la pittura sul muro, ma ho proseguito poi parallelamente con la ceramica. È un modo per creare e plasmare in 3D quelle che sono le mie idee artistiche.